Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di TV7 Comuni. Eh sì, non ci troviamo nel nostro consueto studio, ma siamo in centro a Treviso. Questo perché? Perché ormai il Natale si avvicina e tutto il territorio veneto si sta preparando a questa importante festività e abbiamo deciso di raccontarlo direttamente dalle strade dei nostri capoluoghi, dando voce, come facciamo sempre, ai primi cittadini per raccontarci quali attività e quali eventi le nostre città propongono per il Natale, per la festa più magica dell'anno. Abbiamo deciso di cominciare dal capoluogo della Marca per parlare e raccontarvi di cosa questa cittadina sta mettendo in campo per il periodo natalizio. Stelle sull'acqua, mercatini e 1000 attività. Il Natale di Treviso trasforma il centro della cittadina in una vera attrazione per tutto il territorio. Per qualche giorno dimentichiamo i pensieri più pesanti della nostra quotidianità e godiamoci la bellezza della nostra regione. La città del Sile, come ogni dicembre, diventa una meta ambita per un pomeriggio di passeggio e shopping. E i numeri sono davvero impressionanti. Basti pensare che sabato 16 dicembre Treviso è stata raggiunta da 150.000 persone e questo solo nel penultimo fine settimana prima di Natale. La formula di questi anni sembra funzionare e anche per questa conclusione di 2023 l'amministrazione ha deciso di puntare sul sapiente mix tra luminarie, eventi e cultura. Un Natale straordinario sotto tanti punti di vista, la città si fa trovare addobbata nel migliore dei modi e poi tanta cultura, tanti eventi, i musei sono aperti, tante attrazioni per tutte le età, dalla loggia incantata agli artisti di strada che animano tutti i weekend, a una città davvero meravigliosa da vivere in ogni suo angolo, grazie anche alla collaborazione di tutti i commercianti che hanno saputo rendere insieme al comune una città davvero accogliente, calda, dove l'atmosfera del Natale la fa da padrona. Proprio oggi abbiamo inaugurato la Via dei Presepi perché per noi anche la tradizione cristiana è importante, richiamata appunto dal simbolo che è il presepe, proprio per far sì che a tutte le età si possano vivere quelle che sono le emozioni del Natale, perché uno dei nostri obiettivi è proprio quello di emozionare ed emozionarci, perché è quello di cui abbiamo bisogno in un periodo particolarmente complicato. Particolare attenzione ai più giovani, che possono trovare nello splendido contesto di Loggia dei Cavalieri uno spazio per esibirsi. Abbiamo dato la possibilità rispetto agli altri anni a tutte le scuole di esibirsi nella Loggia Incantata e quindi ogni weekend ci sono cori di bambini che animano la loggia e le piazze in modo straordinario, tanti cori gospel, la tradizione, i gruppi folcloristici, insomma davvero venite a Treviso perché non ci si annoia in alcun modo e anzi si vive l'atmosfera del Natale e ci si emoziona. Anche quest'anno Treviso si conferma una meta natalizia di eccezione grazie ai suoi tanti eventi, alle bellissime luminarie e all'atmosfera natalizia che si respira per le sue strade. Un vero e proprio epicentro per la Marca trevigiana in chiave natalizia. Non solo bellezza, ma anche economia. Con picchi di anche 70.000 auto in ingresso in città nei fine settimana, Treviso si conferma un centro commerciale naturale, dove i cittadini del territorio si dirigono, provenendo anche da fuori provincia, per fare acquisti in vista delle festività. Il tutto si inserisce in un momento particolarmente felice per il turismo in città. I primi mesi del 2023 hanno segnato un aumento anche del 25% rispetto al 2019. Oltre a questo, la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026 e le Olimpiadi invernali, previste per il medesimo anno, promettono di portare risultati ancora più interessanti per il capoluogo della Marca. Ma un augurio molto semplice, che però sia un Natale di solidarietà, nel senso che chi è un po' più fortunato rispetto ad altri ha la responsabilità di non voltarsi di fronte alle difficoltà che possono avere i conoscenti, i vicini di casa o semplicemente qualche membro della nostra comunità. L'appello che faccio è quello di tendere la mano, di aiutarci, di fare in modo che per tutti sia un Natale di serenità, quella serenità che è minata in questo momento da due conflitti
nel mondo, dall'inflazione, dall'aumento dei costi della vita, però se noi invece di spaccare la comunità ricuciamo, ci riavviciniamo e ci presentiamo uniti e compatti, recuperando quello spirito di comunità e di fratellanza che ci ha sempre caratterizzato, sono sicuro che sarà davvero un sereno Natale per tutti. E se la marca trevigiana è pronta a stupire con la sua ricca offerta festiva, un altro centro veneto sta vivendo un Natale di luce e bellezza, bagnato dal Brenta alle pendici delle Prealpi. Bassano del Grappa è pronta ad accogliere la festa più magica dell'anno. Tutta la città è addobbata e pronta ad accogliere il Natale. Con i suoi scorci suggestivi e gli angoli romantici, la città del Brenta è davvero un piccolo gioiello. Chi la visita non può non passare per il famoso Ponte degli Alpini, monumento nazionale di importanza storica, ma neppure farsi mancare una passeggiata nelle piazze centrali, patria della grappa che oggi viene prodotta con grande passione dalle distillerie storiche come Poli e Nardini. Bassano per Natale diventa anche la città della luce, grazie alle sue 1000 luminarie e alla vasta offerta di attrazioni. Ci sono un camminamento delle mura alla Pieve allestito in maniera natalizia, animato da Ullalla Teatro per i più piccoli, che culmina con una visita a Babbo Natale in persona in un contesto proprio coccolo, molto carino. Ci sono tantissimi concerti, ci sono musica classica, cori, c'è anche la mostra che è in corso al Museo Civico di Dorothea Lange, una grandissima fotografa americana che ha fotografato un'America insolita degli anni 30 e tutte queste iniziative sono contenute appunto in una brochure denominata Bassano Città di Luce, che può essere recuperata anche sul sito internet del comune, e questo è il 4º anno che nominiamo Bassano Città di Luce. Questo perché vogliamo che questo periodo dell'anno sia luminoso, che sia un momento in cui si riesce a stare insieme, a godere degli affetti profondi e ad avere un po' di pace, un po' di tranquillità. Io spero veramente che le persone sappiano trovarsi o ritrovarsi e stare insieme in maniera serena. Sono davvero moltissimi i motivi per cui vale la pena visitare Bassano del Grappa, in particolar modo sotto le feste. L'offerta culturale è di livello, il centro si gira comodamente a piedi, le grappe storiche e il famoso aperitivo mezzo e mezzo sono vere istituzioni. Ma oltre a tutto questo c'è lui, il Ponte degli Alpini, vero simbolo per la città e uno dei luoghi più famosi della nostra regione. Ma qual è la sua storia? Anche il Veneto ha il suo Ponte Vecchio e al pari di quello fiorentino è uno dei simboli della regione. Quando pensiamo a Bassano del Grappa, quasi sicuramente pensiamo a questo ponte di legno. Ponte di Bassano, Ponte degli Alpini, nomi diversi per indicare la stessa opera, progettata nelle sue forme attuali dal principe degli architetti Andrea Palladio. In realtà un ponte preesistente è stato documentato fin dal 1209, ma è l'architetto padovano a farne un capolavoro, punto d'incontro fra architettura e ingegneria. Inaugurato nel 1569 e poi distrutto da piene e guerre, l'attuale versione è quella del 1947, ricostruzione fedele del progetto palladiano. Nella sua esistenza tutt'altro che semplice ha testimoniato il passaggio di popoli ed epoche. Di qui sono passati innumerevoli alpini per le trincee della Grande Guerra, sull'altopiano di Asiago. Qui si sono svolte pagine sanguinose della resistenza bassanese. Dopo un completo restauro e consolidamento della struttura, Ponte Vecchio è stato dichiarato nel 2019 monumento nazionale. Un patrimonio per l'Italia, un luogo da preservare e soprattutto da vivere, così come dice il canto alpino. Sul ponte di Bassano, là ci daremo la mano, ed un bacin d'amor. Se Bassano con le sue luci e i suggestivi affacci sul Brenta ci racconta il Natale in punta di piedi, un'altra città è pronta a colpirci con tutta la sua energia. Noi ci fermiamo giusto per qualche istante, ma mi raccomando non cambiate canale perché torniamo qui a TV7 Comuni per parlare del Natale nella città di Giotto.
La tradizione vuole che Padova sia la città dei tre senza, ma certamente in fatto di Natale non si fa mancare davvero nulla. Padova ha molto da offrire sotto il periodo festivo, non soltanto mete turistiche di prim'ordine ed eventi, ma anche specialità enogastronomiche, specialità del territorio. Tutto questo per dire che il Natale qui a Padova, come dice lo slogan, è arte. Per gli amanti del gusto, lo storico mercato sotto il Salone propone le tipicità del territorio e una vasta gamma di prodotti eccellenti. Fino al 7 gennaio, poi, le vie del centro si riempiranno di mercatini. Sui monumenti più importanti si svolgeranno proiezioni e sarà possibile raggiungere il cuore della città con il biglietto agevolato per i mezzi pubblici. Il tutto per godere al meglio dello spirito festivo in città, nel contesto artistico unico che regala Urbs Picta, il sito UNESCO diffuso degli affreschi trecenteschi. La città è splendida, devo dire, in questo periodo. Penso scaldi il cuore a tutti quanti, vedere i luminari, vedere tutta la parte emotiva della città. Una città bella, lo dico sempre, magnifica, non bella. E tutti insieme facciamo belle cose. Quest'anno faremo più di 2 milioni di turisti, per cui è una cosa piacevole. A dire questo, io auguro veramente buone feste a tutti quanti. In serenità e tranquillità, un momento difficile, per cui Padova è tranquilla, è la cosa più importante, serena, tranquilla. È cosa importante essere sereni e tranquilli. Padova stanno a fare in maniera incredibile per mantenere questa tranquillità. Tutti quanti stanno a fare il concerto e la corsa podistica, qualsiasi cosa. Questo aiuta la città a far sentire, si senta bene, si senta felice. E questo io sono molto soddisfatto e contento. Sono tanti i motivi per cui Padova può essere visitata sotto le feste. La bellezza del suo patrimonio, la varietà dei suoi eventi, il fermento delle sue attività, ma anche i sapori possono essere un'ottima motivazione. Questo perché il territorio patavino è ricco di eccellenze e prodotti tipici, rivenduti nelle botteghe del capoluogo. Tra questi il prosciutto Veneto DOP, una specialità di Montagnana tutta da assaporare. Il prosciutto Veneto DOP è un vero marchio d'eccellenza. Sono 15 comuni tra i colli iberici e i colli euganei che sono caratterizzati da una speciale produzione di questo salume, senza dubbio Montagnana nel centro più rinomato, nonché sede del consorzio, un'eccellenza valorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole e riconosciuta nel 1996 anche dall'Unione Europea, che ha assegnato al prosciutto veneto il sigillo DOP, ossia denominazione di origine protetta, un marchio questo che ne garantisce il legame con il suo territorio e una produzione che rispetta strettamente la tradizione. Il prosciutto di Montagnana è un prodotto di nicchia lavorato da 10 aziende, di cui 7 artigianali, che necessita di un lungo percorso di stagionatura proprio per esaltarne la sua fragranza, dolcezza e il colore rosato inconfondibile richiesto in tutta Italia ma anche a livello europeo. Da tradizione bimillenaria, l'unico ingrediente di questo prosciutto è coscia di suino della pianura padana e pochissimo sale. Rispetto a 20 anni fa mettiamo addirittura il 20% in meno di sale. Non c'è nessun altro conservante né aromatizzante di nessun genere. Più è avanzata la stagionatura, e qui parliamo di un prosciutto che è stagionato almeno 18 mesi, lo rende praticamente digeribilissimo nella dieta degli anziani e dei bambini. Con quest'osso di stinco di cavallo, noi andando a puntare in varie aree del prosciutto, vediamo se ci sono delle alterazioni, se il prosciutto è buono e soprattutto sentiamo in base alla consistenza se può essere già pronto per essere venduto. Ed è il sistema qualità più vecchio che ci sia, ma ancora fondamentale e insostituibile. Il 2023 è stato un anno molto importante per Venezia, un anno in cui il turismo è tornato protagonista nella città lagunare con tutti i suoi pro e i suoi contro. Una grande apertura degli hotel ha garantito un flusso economico importante per la città, ma sono tornati i classici problemi di quello che è la principale risorsa per il territorio e anche il suo principale pericolo, ovvero l'overturismo. In questo momento di passaggio tra un anno e l'altro, l'augurio è quello che la città possa trovare un nuovo equilibrio e che possa aprirsi al 2024 in modo sempre più sostenibile e attento soprattutto ai suoi abitanti. Venezia chiude un 2023 di grande turismo, ma anche di pesanti questioni irrisolte.
Sempre più esposta agli eventi climatici estremi e ad uno sfruttamento eccessivo delle sue mete artistiche, la città lagunare va incontro al 2024 con tanto lavoro per il suo futuro. Alla bellezza ineguagliabile dei suoi palazzi, resa ancora più magica sotto le feste, Venezia aggiunge l'attrattiva che solo una grande città d'arte può offrire. Tanti gli eventi dedicati alla cittadinanza, musei e gallerie tirate a lucido per le feste. Così Venezia si prepara ad accogliere un fine anno che negli hotel è già di successo. Il 2023 ha registrato oltre 2 milioni di turisti in più rispetto all'anno precedente. Un risultato indubbiamente sorprendente e positivo, ma che deve fare i conti anche con le problematiche che questo comporta. Venezia è fragile e i suoi flussi turistici devono essere regolati in maniera più equilibrata e il nuovo anno, in questo senso, porterà con sé la grande novità del ticket d'ingresso, una misura per contenere il numero di turisti nei giorni più problematici. Venezia è un tesoro fragile e tutti noi dobbiamo prendercene cura. In questo periodo di feste vogliamo ricordare le persone che ci hanno aiutato, che aiutano la città, che aiutano gli altri, che aiutano con il loro lavoro quotidiano a dare l'esempio di tenere l'orgoglio, di tenere alta quella che è la nostra dignità, le nostre tradizioni, che è il rispetto del lavoro, che è il rispetto della città, che è il rispetto della vita e delle passioni delle persone. La parola che credo sia bella è il rispetto per noi stessi e per gli altri. La nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri. Allora a Natale si fanno i bilanci e ci si fanno gli auguri per il prossimo anno. Ecco, penso che in questo momento sia il caso di ricordarci di tutte le persone che hanno lavorato nel settore privato e nel settore pubblico. Tantissime persone, la stragrande maggioranza delle persone che vogliono farcela, che si alzano la mattina, tengono duro, resistono e addirittura aiutano gli altri, e lo aiutano con il loro esempio e con il loro lavoro. Questo è l'esempio che dobbiamo dare ai giovani, e ai giovani dico: Venezia è la vostra città. Venezia è una città del mondo. A Venezia io intendo sempre una Venezia metropolitana, allargata, quella che è la nostra storia. Ecco, Venezia rinasce, ogni anno rinasce, noi rinasciamo ogni anno. Natale è una giornata di rinascita, e con questo augurio lo faccio proprio alle persone che sono in difficoltà, che vivono anche momenti personali difficili. Dobbiamo alzarsi e rialzarci, ce lo insegna lo sport, ce lo insegna la vita, e dobbiamo dimostrarlo con il nostro esempio che non molliamo mai. E allora buon Natale a tutti, buon Natale alle famiglie, buon Natale ai giovani, buon Natale agli anziani, buon Natale ai lavoratori, ai papà, alle mamme che tengono duro e che sanno quanto importante sia il futuro. Ecco, guardiamo il futuro con rispetto. Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato in vari modi, in vari titoli, perché il futuro sarà e dovrà essere più bello. Il nostro viaggio nel Natale del Veneto ci ha portato in diverse città, attraverso l'atmosfera di territori vicini tra loro, ma con sfumature sempre differenti. Tante declinazioni delle stesse festività, interpretate in modi originali e in alcuni casi memorabili, così come accade a Vicenza. La cascata di luce che dalla torre civica scende su Piazza dei Signori è uno dei simboli del Natale in Veneto, una tradizione di luce che illumina la città del Palladio. Anche nel caso del capoluogo berico, un'intera comunità è pronta a festeggiare e a raggiungere il centro con le sue proposte culturali e gastronomiche. Il più importante tra gli eventi sarà alle nostre spalle, qui in Basilica Palladiana, perché pochi giorni fa, il 16 di dicembre, abbiamo inaugurato la mostra dei 3 capolavori con Caravaggio,
Van Dyck e Sassolino, una mostra che è visitabile per i residenti in provincia di Vicenza gratuitamente, ma anche per tutti coloro che vengono da fuori provincia a soltanto 5 euro. È il nostro biglietto da visita per il Natale, vi invitiamo tutti ad essere presenti. E poi tantissime iniziative, i mercatini di Natale, sia quelli con il mercatino stabile in legno, sia con i mercatini tutti i weekend, tante mostre, iniziative. Sul sito del comune si possono trovare tutte le iniziative che abbiamo messo in campo. Una delle cose a cui tenevamo di più era portare luce anche nei quartieri, per cui qui in Piazza dei Signori c'è una cascata di luci meravigliosa, ma anche in tantissimi quartieri della città sono state raddoppiate, in alcuni casi triplicate, i passaggi luminosi, quindi le luminarie lungo le vie, perché è giusto dare luce a tutta la città e non soltanto al centro storico. Poi sarà più facile raggiungere il centro e soprattutto parcheggiare, giusto? Abbiamo messo in campo anche una modalità speciale per accedere al centro storico. Da un lato i centrobus gratuiti dai parcheggi scambiatori, per cui è possibile lasciare l'auto nei parcheggi scambiatori alle porte della città e raggiungere gratuitamente il centro con il centrobus, che in pochissimi minuti porta i cittadini, i turisti nel cuore del centro di Vicenza. E poi 360 nuovi posti auto in 5 parcheggi temporanei che abbiamo creato nei parcheggi delle scuole e di altre strutture della città, per fare in modo che sia più facile arrivare in centro storico. L'augurio è che intanto vi aspettiamo a Vicenza in queste festività natalizie e vi auguriamo davvero di passare delle bellissime feste in famiglia, in serenità, che sia un tempo di riposo e di gioia per tutte e tutti voi. Così, sotto le luci di Vicenza, il nostro viaggio natalizio si conclude, lasciando il Veneto e le sue tante comunità nella penombra di queste sere invernali. E allora il nostro augurio più caro è quello di passare un felice periodo festivo in compagnia delle persone chiamate, visitando le città del nostro territorio, gustando i nostri prodotti tipici e, perché no, in compagnia dei programmi di TV7. Noi vi aspettiamo a una prossima puntata di TV7 Comuni. Buone feste!